preparando una domanda per Roberto, ma gliela facciamo dopo perché volevamo finire il nostro ragionamento con i nostri tecnici. Allenatori e anche giocatori. Che vengono... Ancora, oppure no? Io sì, gioco ancora nella seconda divisione, che Squadra? nel GS Piazzola. Nel GS Piazzola sì, abbiamo 2 allenamenti a settimana e partita. Anche per mantenervi in forma, Sì, esatto, piuttosto, e soprattutto seguire anche poi per loro quello. anche. Sì. Ecco, tu parlo di te, ma poi insomma la domanda è per tutti e due, visto che avete questo impegno importante con questi ragazzi. Quanto riuscite a mettere di vostro, della vostra esperienza nei ragazzi? In poche parole, vi rivedete a volte in quello che fanno loro? Sì, Ed è un rapporto solo tecnico o a volte anche da, possiamo dire, fratello maggiore perché siete giovani? Cioè c'è anche un rapporto sull'aspetto psicologico, l'incoraggiamento, eccetera? Sì, senza dubbio, avendo a che fare con ragazzi di piccola età, avere un aspetto anche psicologico, nel senso di amicizia con loro, aiuta. E la mia esperienza mi ha anche molto aiutato perché vedo che molte difficoltà che devo anche affrontare e correggere sono magari quelle che ho avuto anch'io, quindi mi è più facile a volte capirle e correggerle. Quindi è importante anche magari tu all'epoca non hai avuto la stessa fortuna di avere una persona che magari aveva magari vissuto, esatto. Perché magari adesso avrete un percorso, come è strutturato il percorso per diventare allenatore, comunque per crescere e anche a vari livelli, penso sia abbastanza impegnativo. Non so chi dei due mi vuole rispondere, visto che avete approcciato questo percorso come allenatori anche. Beh, restando sulla rappresentativa provinciale, il tempo non è tantissimo a nostra disposizione, quindi sicuramente si tende più a instaurare un clima di serenità, perché già i ragazzini lo vivono come una prima forma di stress, il fatto di essere prima selezionati nei vari raduni e quindi poi chiamati in causa a far parte. Alcuni giustamente ci restano anche male di non essere magari selezionati nei 15 che faranno parte della selezione, quindi di fatto all'inizio il nostro obiettivo è quello di metterli nelle migliori condizioni, di essere il più sereni possibili, cosa diversa invece quando si hanno i ragazzi tutta la settimana nelle squadre delle associazioni sportive, che allora lì si ha la possibilità di instaurare un rapporto magari un po' più approfondito. Con le varie problematiche, scuola, con le varie problematiche che ci sono in tutte le... In tanti sport c'è abbastanza conflittualità a volte anche con le famiglie e i genitori, perché al di là dei problemi ordinari, il tempo, l'orario, gli studi eccetera, a voi capita, parlo anche con Andrea, visto che gli capita di andare a cercare. Abbiamo la selezione maschile, penso, delle immagini. È Trento contro grandi, Vicenza forse. Sono loro. Vicenza. No, è sempre Verona. Siete voi. Bene, siete voi? Ci siete? Vi ritrovate? Sì? Bravi. Siamo noi. Com'è il rapporto con le famiglie e i genitori? Andrea? È un rapporto a volte difficile e poi ogni allenatore cerca sempre di improntarlo un po' seguendo così, un po' la sua esperienza, un po' la sua coscienza e anche situazioni contingenti. C'è ancora il genitore, il direttore tecnico? Ce ne sono allenatori, direttori d'arbitri. Come in tutti gli sport. Ci sono anche quelli bravi. Alessandra, scatenando il terrore tra i genitori, perché non prendiamo il microfono e vediamo qualcuno che ci racconta un po' l'esperienza da genitore? Prendi pure il microfono, ci dici, non passarlo alle altre, qual è la tua esperienza nel seguire, non so, ragazzo o ragazza che hai qui tra il pubblico? Io sono il papà di Giovanni Ceccato del Monselice Basket. Qual è la tua esperienza? Lo devi accompagnare, gli impegni, come lo vivi? Sei al di fuori oppure... Ti piace il basket soprattutto? Sei stato tu a spingerlo? No, non sono stato io perché è nato dal calcio, ho frequentato il calcio all'inizio, però io ho giocato anche a basket e quindi sono contento che abbia fatto questa scelta. È impegnativo per noi genitori ovviamente perché accompagnarli, andarli a prendere, però siamo anche contenti di dare questa possibilità e lo facciamo anche volentieri, cerchiamo di dargli tutte le possibilità. C'è qualcun altro che viene dal basket e che è appassionato di basket in particolare? Qualche altro ci genitore. Racconta magari qualche... La mamma che prima mi diceva voglio andare in piscina anch'io, vediamo. Mai giocato a basket. Ecco, io dico sempre, sì va bene, ma
eravamo d'accordo che non dovevano parlare. Quella invece signora no. però secondo me ci vuol dire qualcosa. Vediamo vero? se passiamo il Facciamola là. microfono. Dai, uno di qua, uno di là, Uno, c'è un dai. rappresentante per Par parte, anche condicio. una mamma. Una mamma. No, quindi- a lei signora, Devo volevo così dirvi. la vedo, partecipi alla trasmissione, quindi insomma, Sì, sì. com'è questa esperienza? Ma per me è un'esperienza sport? nuovissima, nel senso che mia figlia, Penelope del Vigo d'Arzere, pallacanestro Vigo d'Arzere, in realtà ha incominciato a settembre a praticare questo sport. Quindi, A differenza di pochissimo. tutti i suoi compagni che hanno incominciato da piccoli, dal mini basket, faceva danza prima, quindi è un'altra storia. E quindi è una cosa completamente nuova, viviamo lo spirito di squadra. Da noi c'è l'abitudine, direi, di un terzo tempo quasi al rugby, si festeggia, si Rugbyistico. portano pasta e merende a tutto spiano, c'è un bello Oh, spirito. abbiamo appena Ci sono parlato le di mamme che fanno le alimentazione. torte? Assolutamente quello. sì. Bene. Quindi dopo l'allenamento e naturalmente ci sono i viaggi e con terrore guardo agli impegni durante le vacanze pasquali perché vorremmo... Perché sono spostamenti, non si riesce più ad andare in giro, ma bisogna fare- seguire la ragazza alle varie Credo tornei, che si trofei in giro. delinea una situazione del genere, però insomma Bene, allora, è divertente. ragazzi, glielo fate Sì. voi un applauso alla mamma e ai papà, ai genitori, ai nonni che portano i nipoti. Allora, Roberto, la domanda volevo chiederti, adesso puoi esprimere un desiderio, classico cappello, cilindro, estrai un tuo sogno per il basket veneto e padovano. Cosa vuoi per il futuro del vostro sport? Questa è una bella domanda. Allora, per il basket padovano quello che manca è appunto una squadra, una società di vertice che riesca a fare da faro a tutto quello che è l'attività, e ce n'è veramente, ed è anche molto, molto importante e attiva, del territorio, che riesca a illuminare quello che è già il territorio padovano, che è vivo e può dare più frutto di quello che sta già dando. Per il basket in particolare più visibilità dal punto di vista dei media, anche qui le TV vanno benissimo, i giornali e quant'altro, perché abbiamo poca visibilità e riusciamo a esprimere poco quello che facciamo, e di lavoro ne facciamo molto e di promozione ne facciamo altrettanta. Logicamente non potremo mai essere a livello dello sport nazionale, qual è il calcio, ma bisognerebbe che ci fosse l'attenzione anche da parte dei media e da parte dei giornalisti di capire che sono sportivi anche chi fa pallacanestro, chi fa altri sport, si impegnano altrettanto, anche alle volte di più dei calciatori stessi, e quindi bisognerebbe che ci fosse più attenzione da questo punto di vista. Beh, la nostra emittente è stata anche partner del basket, importante. Chissà che lo possa e chissà essere che lo ancora. ritorni a esserlo. Ecco. Salutiamo velocemente i nostri ospiti perché mi chiamano già dalla regia, quindi magari Bene, un saluto c'hanno i minuti da veloce. 50 secondi come le ore di lezione. Abbiamo bisogno di arbitri. Facciamo diamo un'indicazione a qualcuno che volesse avvicinarsi al vostro mondo, come può fare? È un altro modo per essere protagonista. Se uno fa il giocatore e gli piace la pallacanestro, c'è anche un'altra possibilità, fare l'arbitro. Bene. Lo si può fare anche giocando fino alla Anche maggiore certe età, categorie. quindi è una scelta, è una nuova strada. Bisogna provarla per poter stabilire quale sia la giusta. Abbiamo visto che la federazione ha dei bei siti, c'è anche un sito provinciale Padova, un sito regionale, quindi tutte le informazioni che vi servono le trovate nel web, naturalmente, È andando a molto cercare aggiornato perché ho visto che hanno la comunicato pallacanestro. anche della trasmissione di questa sera. Ecco, abbiamo... Giornalmente. Questo qual è? Quello che è il sito? È il vostro? Sì. Questo, Padova? O Sì, Veneto? sì, è quello di Padova. Questo è quello di Padova, sì. Ecco. Bene, quindi lo trovate facilmente. www.fip.it/Padova o /Venetos per quello regionale, molto molto semplice. Benissimo, allora Alessandra, io spero vivamente la settimana prossima di riuscire a parlare di pallavolo, perché cambiamo pallone, ma perché dobbiamo anche ricordare, e così Festeggiare. facciamo un applauso alla Pallavolo Padova, Tonazzo Pallavolo Padova, che è andata in Serie A1, quindi ha vinto il suo campionato. Allora abbiamo invitato la società tramite la federazione, naturalmente, perché vorremmo avere festa, e che giustamente i giocatori dopo un campionato così bisogna di anche loro, corsa un attimo di devono essere un po' richiamati in giro,
ci sono già ovviamente dei cambi perché la stagione che aspetta la pallavolo padovana la prossima stagione è impegnativa e il primo problema, lo sappiamo tutti, è questo reperimento delle risorse per continuare avanti, però noi per quanto possiamo diamo visibilità anche a questo bel impegno, eccetera. Bene, Valentina, allora in bocca al lupo per le lupe. Grazie. Salutaci tu. Quanti siete in squadra? Quante ragazze Quante ragazze noi siete? siamo una rosa di 12 Rosa ragazze. di 12, bene. Allora, salutiamo anche i nostri salutiamo i nostri allenatori, i nostri Matteo, capitani. Andrea, tutti Andrea, qua c'è sempre un paio di Andrea nel nostro programma, Nicola, giusto? Nicola, ragazzi, Matteo. Grazie anche a voi, genitori, viva i papà, buona festa. Un augurio ancora ai papà, Un infatti. augurio a tutti voi e ci seguite con lo Sporter alla prossima settimana. Ciao a tutti, grazie.